Amici bellini, è successo un fatto in questo periodo pazzesco di... Sentite le cornacchie? Questi non sono i rumori, sono le cornacchie all'interno del palazzo. Vabbè, lasciamo perdere. È successo un fatto, ieri siamo andati live a parlare di questa cosa, quindi la reazione live, io pensavo che fosse una cosa tra di noi, invece no, siamo finiti su Napoli senza appello, che è la puntata di ieri del podcast di Radio 24, il podcast che si chiama Tutti Convocati, con Pietro Pardo, eccetera, eccetera. Pietro Pardo, Pierluigi Pardo. Insomma, ascoltate un attimo come va. Vedete le cornacchie? Le cornacchie. È letteralmente immarcabile. Se la vedete tutti. Giudizio della Corte d'Appello presieduto dal professor Sandulli ha respinto appunto il ricorso del Napoli. Resta invariata la classifica col -1 di penalizzazione, con lo 0-3 a tavolino per quel che riguarda ovviamente la partita che non si è disputata all'Allianz Stadium contro la Juventus. Questa è l'introduzione dell'argomento, ovviamente. Reazione tifoso Juve. Ascoltate. Sono contento, sai perché? Manco per Napoletano, per De Laurenti, Salvino, Riemma, come conto. Forza Juve. Tra l'altro, tifoso Juve siciliano, poi ne parliamo. Ragazzi, questa è una roba di una vergogna. Cornuti e mazziati, non solo, ci dicono anche siamo sleali, siamo scorretti e probità non la conosco, quindi non so nemmeno che cosa ci stanno facendo. Cioè, loro insistono sul fatto che noi non volevamo giocare, che avevamo paura. Cioè, l'ASL che ti dice te sta a casa perché hai il potenziale focolaio, Le Laurentiis andrà fino in fondo. Poi la trasmissione va avanti, non l'ho ascoltata, ma l'amico, il reverendo Nestor, che mi fa sapere via Facebook di questa cosa, non ne avevo idea, quindi ringrazio l'amico che ce l'ha segnalato, ragazzi, e piano piano, un passettino alla volta, grazie ai vostri like, che vi invito a lasciare su ogni video. Iscrivetevi al canale Telegram che trovate in descrizione, seguite, lasciate campanella, subscribe, perché non è solo una questione di tazze e bicchieri, di palle e palloni, è una questione che ho sospetto che stiamo andando da qualche parte, perché è una questione di identità e giustizia. Ho affrontato il problema a livello di giurisprudenza con il giudice Picardi e l'altro video è lunghissimo, mi rendo conto che molti ve lo state sentendo completamente perché volete approfondire. Chi non vuole approfondire, pagliacci, la solita cosa dei pagliacci, ma non fa niente. Chi vuole approfondire lo può fare. Io stasera sono stato invitato da Neschio e come al solito non si parla mai di tattica ma si parla di giurisprudenza. Va benissimo e ci sarà anche Mbare a Quantum Bare, quindi noi ripeteremo le cose che sappiamo. Io ho tutti i miei appunti perché la mia memoria non mi aiuta, ma io scrivo tutto e mi faccio aiutare dalle memorie, non dalla memoria. Quindi da New York Valerio Fluido è tutto, questo è un video brevissimo giusto per ricordarvi che se volete venire in live ne continuiamo a parlare, e per chiudere completamente il discorso, da domani si torna a parlare di tattica, di calcio giocato, perché a noi interessa giocarlo sul campo e non ascoltiamo nessuno, e faremo approfondimenti con vari youtuber e opinionisti del Milan, perché quella è la partita che adesso ci interessa. Tra un po' ci guardiamo l'Italia, ma lascia un pochino il tempo che trova. Ma com'è che le ASL hanno bloccato i giocatori di Lazio, Fiorentina, Roma e Sassuolo e non sono potuti andare in nazionale? Ma com'è? Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.